È un tema assolutamente importante e soprattutto in questo periodo siamo a fianco delle istituzioni, a fianco delle consorzi di tutela, a fianco delle associazioni di categoria, ma soprattutto a fianco degli agricoltori nella lotta contro questo patogeno che sta creando veramente molti problemi, non soltanto dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista economico. Questo è un tema che va affrontato con una certa responsabilità, molta serietà e soprattutto con determinazione. Abbiamo capito tutti che non ci sono bacchette magiche che possano portare alla soluzione semplicità del problema, bensì ci vuole un insieme, un concorso di pratiche che possono essere risolutive nei confronti della lotta a questo patogeno. Ovviamente noi siamo vicini, come dicevo prima, agli agricoltori soprattutto proprio perché questo può rappresentare un momento di incertezza, un momento di debolezza a cui noi vogliamo chiaramente dare tutto il nostro apporto e il nostro sostegno. Ecco, in questo senso Banca Prealpi è vicina all'agricoltura, è vicina comunque anche all'ambiente. A distanza di circa 6 mesi dalla precedente, era dicembre 2022, quando ci siamo ritrovati nello stesso identico posto, numerosi ad affrontare la problematica della flavescenza dorata, adesso era il momento di informare i viticoltori di cosa è successo in questi 5-6 mesi, qual è lo stato attuale e cosa intendiamo fare per le prossime settimane. E quindi ritengo un momento importante. Abbiamo come al solito convocato le persone che maggiormente ci stanno seguendo come consorzio, come viticoltori, come banca in questa problematica e soprattutto anche perché sono le persone più esperte, quindi mi riferisco ai rappresentanti degli uffici regionali e ai rappresentanti degli enti di ricerca. Qual è il vero succo di questa serata? Ci siamo resi conto che da una parte il clima ci sta finalmente aiutando, tant'è vero che le barbatelle che sono state piantate quest'anno in sostituzione di quelle che erano ammalate, che erano state estirpate, hanno avuto una buona ripresa vegetativa. E dall'altro però siamo anche convinti che questa è la seconda annata dove dobbiamo metterci tutta la nostra buona volontà, tutto il nostro senso di comunità, tutto il senso di collaborazione tra viticoltori, consorzio, regione, enti di ricerca, perché siamo convinti che se riusciremo ad essere così compatti e così unanimi negli interventi, questo potrebbe essere la seconda decisiva annata che darà veramente una spazzata a questa malattia, affinché questo problema diventi da una problematica e passi invece a un qualcosa con il quale si può convivere. E noi siamo convinti che con il 2024 veramente la flavescenza dorata potrebbe diventare un elemento di convivenza e non così invece come adesso in certi momenti di tragicità. Dobbiamo anche lavorare in fretta perché è vero che i primi mesi i mercati sono stati un po' assonnati, un po' deboli, però il mese di maggio abbiamo avuto un aumento delle vendite del 20% e il mese di giugno, i primi 10 giorni di giugno, addirittura del 50%. Quindi il mondo intero, i consumatori stanno aspettando questo nostro prodotto e la flavescenza non deve metterlo a rischio. Si tratta di un progetto che è iniziato nel 2021, che è nato dalla volontà di alcuni produttori di mettere ordine ad una situazione particolarmente grave, quella della flavescenza dorata che sta imperversando non solo in questi territori ma soprattutto in questi territori e che è dovuta ad una serie di cause di cui parleremo questa sera durante il convegno. Il progetto ha affrontato 5 linee molto importanti, cioè lo studio della fenologia dell'insetto vettore, di questo agente patogeno che è un fitoplasma e si chiama Scaphoideus titanus, lo studio dell'epidemiologia della malattia e della distribuzione spazio-temporale del vettore in aree critiche, lo studio della relazione tra il bosco e il vigneto, perché questo era uno dei fattori considerati con maggiore preoccupazione da parte di molti produttori, l'effetto delle strategie di lotta e gli effetti collaterali che queste strategie di lotta basate sugli insetticidi possono causare agli equilibri biologici che noi dobbiamo preservare. Allora il progetto è al terzo anno. Il primo anno è servito per capire quali fossero i principali fattori coinvolti, il secondo anno
nel secondo anno abbiamo aggiustato la mira per quanto riguarda le strategie di controllo, nel terzo anno i risultati cominciano a farsi vedere, cioè abbiamo una forte diminuzione delle popolazioni del vettore e quindi speriamo anche dell'incidenza della malattia.